Anni di udienze e di dolore per due genitori affidatari che nel 2021 si sono visti togliere il bimbo di 8 anni. Tutto è scoppiato dopo un documento redatto da una suora, che è anche la coordinatrice della scuola frequentata dal piccolo. Secondo la religiosa, il bambino sarebbe stato vittima di violenze e maltrattamenti sia fisici che psicologici. Poi tutto si è messo in moto. E poco dopo il bimbo, che avevano in casa da 4 anni, alla coppia è stato tolto. Ora per la suora è stato chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di calunnia. Già che il fatto che sulla base di prove abbastanza decisive si profili la calunnia è un discorso che dà una luce completamente diversa al fatto. Il bambino, dopo 2 anni ospitato presso una struttura, è stato dato in affidamento ad altri genitori. Una storia, racconta l'avvocato, che ha preso dunque una piega drammatica. Noi stiamo correndo contro il tempo, abbiamo ipotizzato di fare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla CEDU, per vedere se è riconosciuto questo vulnus al sistema, perché questo è oltre il dramma personale, c'è proprio, e io l'ho vissuto particolarmente, l'impossibilità di avere voce in una valutazione personale. I genitori affidatari, spiega sempre il legale, non hanno potuto avere voce in un sistema che non li ha tutelati. Da quando il bambino è stato portato via non lo hanno più potuto vedere. Una battaglia che l'avvocato Bonotto ha fatto sua. Ci sto lavorando su tutti i fronti da troppo tempo e quindi è diventata una lotta che facciamo in tre da troppo tempo. Il prossimo passo per la famiglia è quello di vedere riaffermare l'idoneità all'adozione del bimbo che è stata negata dal Tribunale dei minorenni.